Alessio Lattuca, domani alla Camera di Commercio alle 9:30 ci sarà un importante appuntamento. Ecco, ricordiamo che cosa si tratta e facciamo un invito anche per capire qual è il momento che si sta vivendo anche in virtù di questa ipotesi del rigassificatore sì, rigassificatore no. Bene, domani l'incontro è orientato verso i giovani perché ci saranno alcune scuole che partecipano all'evento, il cui tema è Expo Firma per il Clima. Il nostro obiettivo, oltre a quello di combattere l'ingresciosa vicenda del rigassificatore nella Valle dei Templi, perché si ripropone il tema e in modo anche più incisivo e in modo anche più prepotente, perché il governo Draghi ha fatto una norma liberticida che consentirà di scavalcare tutte le autorizzazioni per chiudere un percorso in 120 giorni, come è accaduto a Piombino. Le vicende agrigentine sono ancora più complicate perché mentre prima avevamo un solo nemico che era Enel, oggi il nemico è Enel, Snam, Eni e tutti i players cosiddetti, dei soggetti che si occupano delle energie fossili. Sembrerebbe un controsenso perché la transizione ecologica prevede che entro il 2035 non ci sarà più l'energia fossile, ma sarà trasformata in energia sostenibile. Tutto questo è come se nel paese fosse ininfluente, nonostante gli stessi governi che hanno emanato questa norma hanno firmato i protocolli europei a COP26 e a COP27 che prevedono la diminuzione delle emissioni. Si chiama Fit for 55, cioè entro il 2035 le emissioni si devono ridurre non più del 40% ma del 55%. Guardate che contraddizione, è proprio un'operazione da teatro della follia, teatro dell'assurdo, perché mentre il governo scrive queste norme per ridurre le emissioni e quindi eliminare il gas, nel frattempo emette delle norme che prevedono lo snellimento delle procedure per attivare il rigassificatore, fare di nuovo raddoppiare la dorsale di Snam per utilizzare, vedi un poco, i fondi del PNRR che avrebbero altro significato, altro impegno, perché il PNRR serve per la transizione ecologica e per la transizione energetica al 70% dei fondi, mentre li stanno utilizzando come sempre male, per cui questi fondi che avrebbero un ruolo importantissimo soprattutto per il sud pretendono, guardate un poco, di essere utilizzati per fare l'hub del gas ad Agrigento, cioè Porto Empedocle dovrebbe diventare la bocca aperta del gas che collega tutti i gasdotti già esistenti e quello nuovo che vorrebbero fare nella Valle dei Templi, che dovrebbe attraversare la valle per 14,7 km, un tubo da 2 metri di diametro dentro Colimbetra, per esempio. Quindi domani cosa succederà? Domani parleremo con i giovani di, come dire, una sorta di orientamento alla sostenibilità per concorrere anche noi nel nostro piccolo, dare la nostra puntura di spillo per inseminare l'idea che l'ambiente, la sostenibilità, la tutela il riscaldamento climatico non riguardano soltanto le istituzioni, la politica, ma riguardano i singoli comportamenti dei soggetti che possono concorrere da un lato ad applicare per se stessi i comportamenti, dall'altro a protestare verso quelli che vogliono fare delle cose diverse da quelle che andrebbero fatte per legge.